Buongiorno a tutti, perdonate il ritardo, ero in una diretta radio con Radio Cusano Campus, quindi ho anticipato un po' con loro alcuni argomenti della rassegna stampa, che sarà un po' più breve perché alle 10 devo essere in commissione. Arriva in audizione il ministro Franceschini, che oltre a essere il ministro dei beni culturali è anche colui che ha la delega al turismo. Bene, la delega al turismo vuol dire avere la delega ad un pezzo di settore produttivo di questo paese. Infatti verrà in audizione nella commissione di cui faccio parte, e cioè la 10ª, che è quella comunemente nota come attività produttive. Quindi il fatto che il turismo sia stato dimenticato dai decreti del governo ci impone e impone una condivisione sulla modalità di ripartenza. Come ho detto tante altre volte, il turismo era una delle prime attività di filiera ai nastri di partenza, perché per far partire le attività turistiche, quindi soprattutto da giugno, vuol dire prepararsi ad aprile, a maggio avere i motori caldi e a giugno iniziare a ospitare le prime persone, che poi ovviamente aumentano di volume più passano le settimane. Non aver avuto un piano di ristoro per tutte queste attività, che vuol dire il comparto alberghiero, il comparto degli stabilimenti balneari, le attività turistiche sui laghi, sui monti, la ristorazione, i bar, insomma c'è tutto un mondo che poi va anche alla voce riforniture, abbigliamento sportivo per chi va in montagna o per chi va al mare, l'entertainment, l'intrattenimento, quindi i locali. Insomma, c'è una voce importantissima che è legata al riposo, al divertimento, insomma alla vacanza, ma anche per esempio i libri che sono, o l'editoria, che sono un pezzo che accompagna le nostre giornate di riposo, e tanto che lo sappiamo adesso. Insomma, di tutta la voce turistica il decreto non ha fatto menzione. Ecco perché ovviamente vale, e mi sono dimenticato io nell'elenco, ma vale per le agenzie di viaggio o per chi combina i pacchetti turistici. Quindi insomma, come vedete, ci sono tantissimi soggetti. Qualcuno ha scritto i fotografi, e sì, è vero, Armando, c'è tutto un mondo che è fatto di piccole o grandi o medie attività che si aggancia al turismo. Quindi vediamo che cosa ci dirà, anche se poi, come spesso ci ritroviamo a dire, abbiamo un tema che è quello dei soldi. Allora, adesso, ne parlavo anche prima, adesso c'è il discorso su, ma tutta questa voglia, lo sfondo grigio è il frigorifero. Purtroppo qui a Roma non è che abbiamo uno studio televisivo, Io non ce l'ho neanche a casa, però ho qui il frigorifero. Questa qui è la porta che bene mi chiude e dà un po' più di luminosità all'ambiente. Allora, quindi stavo cercando di spiegare che adesso dobbiamo fare i conti con qualcuno che inizia a commentare ma tutta questa frenesia nella ripartenza, tutta questa frenesia nel rimettersi in moto, però l'emergenza sanitaria è ancora alta. Era quello che vi ho sempre detto. Il tempo della crisi, la clessidra della crisi è bestiale, perché ha una scansione molto veloce rispetto alla clessidra della politica. Cioè la politica procede lenta, anche quando apparentemente dimostra di essere veloce, ma è apparenza. La clessidra della crisi è doppiamente veloce ed è anche doppiamente tremenda. Perché? Perché hai l'emergenza sanitaria che si avvita sull'emergenza sanitaria.
il fatto di voler ripartire per molti settori produttivi nasce dalla consapevolezza di non avere visto le dovute risposte da parte del governo. Allora, va bene bloccare tutti a casa, va bene evitare la propagazione, cioè la diffusione del virus, ma se io resto a casa, tu Stato devi coprire quello che per ovvi motivi io non posso più avere. Quindi se io sono un lavoratore, se sono un imprenditore, se sono un artigiano, se sono un commerciante, se sono una partita IVA, se sono quel che volete, io so che avevo una retribuzione, avevo un po' di liquidità che mi arrivava in misure diverse, mi arrivava nel conto corrente. Nel frattempo, a seguito del lockdown, io come soggetto privato mi sono ritrovato a vedere incrementare molte delle spese familiari, soprattutto quelle inerenti alla spesa. Perché? Perché in ogni dinamica familiare, o diciamo nella stragrande maggioranza delle dinamiche familiari, accade che il pranzo, il più delle volte, non lo si faceva assieme, perché o il marito lavorava, o entrambi lavoravano, oppure uno dei figli o entrambi i figli facevano la scuola a tempo prolungato. Insomma, il pranzo, bene o male, era un qualcosa che si stringeva. La sera invece si stava assieme, la mattina non tutti facevano colazione. Quando sei costretto a stare a casa, il pranzo lo si fa tutti insieme, la cena tutti insieme, la mattina la colazione abbondante tutti insieme, poi purtroppo non avendo un tubo da fare, siamo anche finiti a mangiare un po' di più, a consumare un po' di più, magari il cioccolato, il biscotto, la cosa, perché avevi bisogno di una consolazione. Tutto questo ha incrementato il costo della spesa al supermercato. Cosa succede? Che se tu non hai un introito, perché questo era il tema di fondo, ma hai delle uscite, quindi non hai entrate, hai solo uscite, cosa succede? Succede che a un certo punto magari ti arriva il pagamento della carta di credito, che è quello che accadrà tra qualche giorno, quando arriveranno da pagare con le carte di credito del mese precedente, forse qualcuno si ritroverà con la chiamata della banca che gli dice: guardi che lei è finito in rosso, e se tu non hai un'entrata, come va a finire? Questo è il tema, signori, questo è il tema fondamentale. Quindi il motivo della ripartenza è un motivo di ossigeno anche per le casse familiari, per i bilanci familiari. Non è il capriccio o voler fare il torto a un governo piuttosto che ai medici o è la irresponsabilità. No, ragazzi, è una dinamica ordinaria per cui io ho bisogno di entrate. Perché se non me le dà il governo, e questo è pacifico, perché il problema del malcontento, e sarà crescente, è dato dal fatto che la liquidità tanto sbandierata dal governo non è finita nei soggetti cui doveva finire, quindi dalle famiglie ai lavoratori, con la cassa integrazione, con il bonus, con tutto quello che è, non è finita agli imprenditori piccoli, medio, grandi, anzi i grandi alla fine hanno meno problemi di tutti gli altri, e quindi c'è il tema della ripartenza, ma è un problema della liquidità e semplificazione, è ciò che adesso dovrebbe garantire il governo, ma per garantirlo adesso, l'avrebbe già dovuto fare un'ora fa, però per garantirlo adesso vuol dire che il governo aveva già dovuto provvedere a uno stock di denaro che usciva. Quando io ho proposto l'helicopter money, l'ho proposto non per fare il saputello prima della classe, ma l'ho fatto semplicemente guardando a tutto quello che stavano facendo gli altri paesi. Gli altri paesi hanno accreditato direttamente i soldi nei conti correnti. Invece in Italia questo non è accaduto e purtroppo non accade. Non accade. Ecco perché il consenso maturato, generato dal governo rischia di essere un consenso boomerang, perché gli ritorna tutto indietro. Altra questione. Di Matteo Bonafede è l'altro grande tema della giornata. Sapete come la penso. Proviamo un po' a fare la schematizzazione della vicenda.
e poi vi spiego perché si lega anche alla questione economica. Allora, accade che Bonafede chiama Di Matteo perché ha bisogno di una persona che nella narrazione dei 5 Stelle è una figura vincente. È il magistrato che ha denunciato la trattativa Stato-mafia, è il magistrato antimafia più forte, più radicale, è colui che non a caso viene invitato a SUM, che è la rassegna, la kermesse che richiama Gianroberto Casaleggio, e lui nel 2018 viene appunto chiamato dagli organizzatori di SUM per parlare, e io c'ero e mi ricordo che fu appunto accolto con tutti gli onori, con tutti i salamelecchi del caso, perché il Movimento 5 Stelle aveva bisogno di figurine che dessero una densità ad un racconto emozionale proprio del Movimento 5 Stelle. Allora, quando si tratta poi di dare un senso alle figurine, Bonafede chiama Di Matteo e gli dice: io ti propongo, quindi il soggetto attivo della vicenda è Bonafede in quanto ministro, che chiama proprio quel Nino Di Matteo, ok? Quindi gli dice: senti, scegli tu. Quindi io, soggetto attivo, io Bonafede, chiamo Di Matteo, che viene in quel momento portato in spalla come l'eroe, come il vincente, okay? E gli dice: scegli tu se metterti a capo del DAP o degli affari penali. Di Matteo, come racconterà anche, come ha raccontato domenica sera, gli spiega perché non vede il suo profilo nella casella affari penali, e dice: guarda, io non voglio andare lì perché non è più quegli affari penali dove aveva militato Falcone. Del resto anche il 41 bis non è più quel 41 bis, vi sia chiaro, cioè lo schema e il riferimento a quella stagione, che è una stagione di grande battaglia, è diversa, ok? Quindi Di Matteo dice: guarda, io non voglio andare agli affari penali, preferisco guidare il DAP. Quindi il soggetto attivo propone a Di Matteo, personaggio importante, punto di riferimento su cui viene costruita una narrazione, ok, di eroe, ok? Gli dice: cosa vuoi scegliere? Quindi sono io che ti dico cosa tu vuoi scegliere. Quindi io so che ti posso garantire due cose, non è che ti ho detto scegli quello che vuoi fare, no, cosa vuoi scegliere tra questo e questo? Quindi io ce l'ho, ho la disponibilità sia di questo che di quell'altro, scegli tu. E Di Matteo gli dice: questo non lo scelgo, ti spiego perché, gliel'ha spiegato, scelgo questo. Tutto si svolge in meno di 48 ore, perché le idee Di Matteo ce le ha chiare fin da subito. E gli dice: scelgo immediatamente il DAP. Nel momento in cui 24 ore dopo Di Matteo comunica a Bonafede la sua scelta, Bonafede gli dice: ma io non posso più dartela. Ragazzi, 24 ore dopo, non è che è passata una settimana, 24 ore dopo lui dice: io non posso più dartela. Allora vuol dire che non ce l'avevi neanche 24 ore prima. Oppure vuol dire un'altra cosa, vuol dire o che sei stato in malafede perché non ce l'avevi disponibile prima, oppure è successo che quando tu hai spiegato alla tua macchina che hai proposto DAP e affari penali, e la tua macchina ha detto: cosa? Tu vuoi mettere al DAP Nino Di Matteo? Guarda che qua scoppia il finimondo. E infatti il finimondo scoppia, perché tutto il mondo dei boss malavitosi dice: se mettete quello lì, vedete che cosa succede. Quindi, sapendo questa ricostruzione, la macchina che evidentemente guida Bonafede, quindi Bonafede non è un ministro libero, perché se 24 ore dopo non ha la capacità di concretizzare la promessa di 24 ore prima, vuol dire che non sei libero. E allora vuol dire che ha ingannato il tuo eroe, perché vuol dire che tu non avevi la disponibilità effettiva del DAP.
E allora qualcuno ha iniziato a dire, ah, ma come mai dopo tanto tempo esce fuori questa cosa? Allora, e qui, ragazzi, esce fuori anche un po' l'infantilismo, il fanatismo stupido. Ci sta, per l'amor del cielo, quando uno è cieco. Però tento di aprirvi. Il chiodo che mantiene tutta questa vicenda a buona fede di Matteo è un chiodo che è un fatto di cronaca, e cioè la scarcerazione, quindi fuori dal carcere, la scarcerazione di 3 boss mafiosi al 41 bis. Quindi, quando vengono scarcerati, si apre la polemica, Di Matteo va a fare la sua ricostruzione di quel tempo. Se non ci fosse stato il fatto specifico, secondo me Di Matteo sarebbe stato zitto. Perché? Perché non ha intenzione di rompere le scatole a qualcuno o non ha il senso dello Stato. Ma è un po' come dire, porca miseria, guarda che è successo. Ora si capisce perché io non sono stato nominato. Quindi è questa la verità. La scarcerazione di 3 boss al 41 bis, lui ricostruisce l'incontro e l'offerta che Bonafede gli fece e dà un senso al perché è stato scelto Tizio piuttosto che Di Matteo. Quindi non è un capriccio di Di Matteo, e lo dico soprattutto, lo ripeto, a tutti quei fanatici che si stanno dividendo e che stanno tradendo Di Matteo. Di Matteo non voleva essere la figurina dell'album 5 Stelle, e i 5 Stelle sono stati 5 Stelle che avevano bisogno di Di Matteo. Di Matteo faceva e fa il magistrato, punto. E il movimento che continuava a dire onestà, senza se, senza mai. E quindi nel momento in cui lui è stato coerente con se stesso, la coerenza non piace più. Perché ecco l'altro tema, la coerenza che non piace più. La coerenza di un movimento che ormai di fatto è sbracato, è crollato, è franato, proprio perché non ha la capacità di essere coerente. Vi voglio ricordare che da TAP a TAV a Benetton all'Europa, perché la von der Leyen l'hanno votata e fra un po' vi arriva il MES e poi vedrete se poi non finisce così, ma anche quella ingoierete, perché quando uno è cieco e fanatico ormai ingoierà qualsiasi cosa. Fa tristezza, ma di fatto è quello che accade e sta accadendo, gente incollata alla poltrona. Quindi Di Matteo è finita così, quindi il simbolo dell'antimafia viene tradito. Sulle banche non mi sembra che Banca Italia stia soffrendo perché c'è il Movimento 5 Stelle al governo, mi sembra che Visco sia ancora lì a capo di Banca Italia, mi sembra che le banche, lo stiamo vedendo adesso, continuano a fare quello che vogliono. Quindi che cos'è cambiato? Ripeto, persino non sono riusciti nemmeno a cambiare i vertici delle partecipate di Stato, dove lo continuo a dire. Bonafede, ministro di giustizia, nonché portavoce del Movimento 5 Stelle dentro il governo, perché è lui che è il capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo, non è riuscito nemmeno a opporsi, pur essendo ministro di giustizia, a opporsi a che un imputato per la più grande tangente mai pagata da Eni, perché questa è l'accusa della Procura di Milano. Su De Scalzi c'è un'accusa di corruzione internazionale e in più c'è una vicenda che riguarda sua moglie e non sono riusciti a bloccarli. Quindi vuol dire che il Movimento 5 Stelle è la più grande fake politica per manifesta incapacità. E mi dispiace dirlo, perché il primo coglione che ci ha creduto e si è buttato dentro questa mischia sono io. E anch'io ho trattato come figurina, perché faceva comodo quando si trattava di ingaggiare battaglia contro l'Europa, contro le banche, ma io sono rimasto lo stesso, Di Matteo è rimasto lo stesso. Chi se n'è andato? Tutta quella montagna di voti che il Movimento 5 Stelle non ha più è una montagna di voti espressi da gente che ci credeva e che continua a crederci, dice ma sì dai, tanto ho capito che siete poltronari, peggio degli altri, perché siete andati veramente a svendere tutto. E che cosa c'entra la mafia, la camorra, l''ndrangheta con
l'apertura che ho fatto io, e cioè la crisi economica. C'entra, perché a maggior ragione adesso sarebbe stato importante avere una guida retta, avere una squadra retta, intransigente, capace a monitorare quello che ora accadrà, e cioè una grandissima mole di denaro della criminalità organizzata che si riciclerà dentro la crisi economica causata dal coronavirus. Perché questo è quello che accade, che la liquidità ingente, la montagna di soldi che immediatamente può disporre, di cui immediatamente può disporre la criminalità organizzata, con quei soldi si compreranno le aziende in crisi. Perché questo è quello che accade. Aziende, comparti produttivi, la filiera delle piccole e medie imprese, la ristorazione, c'è un mondo dove possono riciclare il loro maledetto, sporco, dannato denaro. Ecco perché tutto si tiene in piedi, ecco perché non doveva, anche a livello simbolico, quel boss non doveva essere scarcerato, non doveva andare ai domiciliari, ci doveva essere, perché ci sono, una struttura carceraria dove continuare le cure. Vi voglio ricordare che Riina, malato, è morto in carcere, non a casa e neanche in un altro ospedale. Quindi hanno sbagliato loro e il ministro Bonafede, ok, per manifesta incapacità si dovrebbe dimettere, ma questo non accade. Questo è quello che avrebbero chiesto i ragazzi del movimento quando ancora erano ragazzi, nella fase entusiasta della loro vita. Adesso sono politicanti, sono governanti. Io li sento tutti questi, fanno anche tenerezza, perché poi uno gli fa vedere quello che scrivevano pochi mesi fa. E diceva, ma guarda cosa dicevi dell'antimafia, cosa dicevi di TAV, cosa dicevi di Descalzi, cosa dicevi di Benetton. E adesso loro mettono la firma. E il sistema è contentissimo dei 5 Stelle. Il sistema si è tolto sta respirando, perché finalmente, ma era tutto qua sto spauracchio dei 5 Stelle. Ecco perché, mi dispiace, sono una fake, è un movimento fake. Quindi purtroppo le cose stanno così, a meno che non vogliate dire che anche Di Matteo è un vile traditore come lo sono io, ma chi se ne frega, voglio dire, tanto alle prossime elezioni arriva il Red Razionem e si scoprirà che questa è la drammatica verità. Purtroppo accadrà in un tempo in cui raccoglieremo le macerie. Raccoglieremo le macerie di un virus che è stato drammatico, che è drammatico, non è finita. È un virus che arriva dalla Cina, da quella Cina che comunque viene elogiata un giorno sì e l'altro pure. Quindi che cosa volete che vi dica? Mi dispiace, perché mai come adesso ci sarebbe stato bisogno di quelle ricette che il movimento, quando era all'opposizione, raccontava in televisione, e per cui anch'io avevo deciso di sospendere la mia parte giornalistica per fare il giornalista dentro le istituzioni. Lo so, i giornalisti sono rompicazzo, lo so, sono fatti così. Noi giornalisti siamo fatti così quando mettiamo in fila le notizie. Le notizie sono fatti veri. Ora qualcuno sta dicendo che Bonafede ha ragione e Di Matteo sta tradendo. Vuol dire già tradire lo spirito del Movimento 5 Stelle. Tradire lo spirito di chi anteponeva la libertà delle informazioni alla propaganda. Ieri, non a caso, i telegiornali della RAI, controllati ovviamente dalla maggioranza di governo e quindi dal Movimento 5 Stelle, non hanno fatto menzione alcuna della tensione tra Bonafede e Di Matteo. Almeno come notizia ne vale la pena, ok? Visto che ne stanno parlando tutti, visto che su tutti i giornali. Allora vuol dire che ormai il Movimento 5 Stelle, da che combatteva per togliere i bavagli, adesso si batte per mettere i bavagli. Grazie a tutti e buona giornata.